tappeto B, e nel tappeto A solo adesso chiamano per il secondo. Tappeto C ancora, anche quello abbastanza più lento degli altri, ma va a finire che Romaniello vince il suo match, altro atleta della Artagon Foggia che è sempre stata grande spolvero qua per questi campionati italiani dedicati allo stile libero, dedicati agli under 15 dello stile libero. Vittoria di Simone Maurizio Pio Romaniello, se vogliamo dire il nome per esteso, su Giuseppe Massimo Scali del Custorino. Dunque andiamo al secondo incontro sul tappeto A e abbiamo Riccardo Fenu di una società sportiva del Nuorese, vediamo quale, non è la Salvana Sidano, è la Gigliotti Nuoro, credo, Fenu, la Gigliotti esattamente di Nuoro. E contro di lui un atleta della Athlon Corato, Marco Caccavo. Si parla delle qualificazioni dei 57 kg. Mentre tappeto B abbiamo Andrea Ferrari, un altro rappresentante del Chiavari Ring, è un cognome che mi fa ricordare forse qualche suo parente, ma valente lottatore genovese. Andrea Ferrari che si trova, interessante questo, contro Michael Baggiani, 62 kg, le qualificazioni. Baggiani è il campione in carica di questa categoria, l'anno scorso ha vinto questa categoria, o forse la categoria sotto, comunque il campione italiano Michael Baggiani del gruppo lottatori di Vormesi, e subito va alle gambe, passa dietro, fa l'incrocio delle tibie, va a girare l'avversario. Intanto nel tappeto A Riccardo Fenu va a tentare di schienare Caccavo, non riesce perché Caccavo si mette in difesa, gira. Intanto nel tappeto C Alexander Salzano del Kodokan Brienza con Giuseppe Graziano, con il palermitano Giuseppe Graziano, che vado a vedere di quale società sportiva palermitana, da quale società sportiva palermitana venga, dalla Judo Club Leone Palermo, Giuseppe Graziano. È in svantaggio il palermitano nei confronti di Salzano per 4-0. Intanto Baggiani ha vinto per superiorità tecnica immediatamente su Andrea Ferrari. Nel tappeto A ci sono altri 2 punti per Fenu perché è passato dietro a Caccavo, scusate, no, 4-0, rimane sempre uguale il punteggio. Tappeto B, Gabriele Scaringella, Athlon Corato, Mahmoud Gunebakmaz di Imperia. Ieri abbiamo visto Rachele Verda arrivare al secondo posto nella categoria limite dei 46 grammi di questa società sportiva. Imperia, appunto, Imperia Wrestling è il nome per esteso della società. Facciamo a coach Olisterno. Nel tappeto C intanto sale un atleta di Seggiano, un altro atleta di Seggiano, nel match prima è stato vinto da Salzano, e invece qui abbiamo con il costume rosso Mahmoud El Keran e Gabriele Micheli. El Keran è del Lotta Seggiano, Micheli è di Nike di Guidonia, della Nike Guidonia. Fenu è sull'8-0 nei confronti di Caccavo, però non va a tirare colpi. Intanto il Gabriele Micheli è già in vantaggio, 4-0 nei confronti di Mahmoud El Keran.
Si presentino Orgene Emanuele, Sant'Antonio, a seguire Mazzoni Valerio, Casa San Marco. Scaringella ha vinto il suo match su Mahmoud Bunebakmaz per schiena. 2 punti recuperati da Caccavo nel tappeto A. Intanto è già finito il match fra Micheli e Del Chiaran con vittoria netta di Micheli. E ora nel tappeto C ci sarà un match con il crotonese Alessio Pio Garofalo della HC Crotone, no, ASD Martial Crotone. Sono 2 società crotonesi presenti. Tanto Fenu ha vinto per superiorità tecnica nei confronti di Caccavo.